Pepe, hai mangiato? Ma che bravo, stai nel cuccione caldo, bravo. Pippo invece sta là sopra a guardare gli uccellini. Gli ho tolto anche la tenda, che così riesce a vederli meglio. Dicevo, devo andare via. No, adesso tra un po' devo alzarmi, andare a lavarmi e prepararmi. Ho un impegno, una visita devo fare, quindi insomma, c'ho l'orario. Io odio gli orari, mamma mia, odio avere gli impegni, non mi piace. Però devo andare a farla, è obbligatoria. Vabbè. Pepe, le unghiette sulle gambe. Fai male, sai? Devo ancora andare a aprire a Bue, povera bestia, sono le 10. Devo andare da Bue anche. Mi finisco il caffè latte e poi vado a lavarmi e vestirmi. E poi vado a questa visita medica. E basta. Devo anche rifare il letto, ma potrei farlo dopo. Sono innervosita fuori misura. Cioè, porca miseria. Pacco, ok? Mi suoni, me lo lasci fuori. Postino, perché era il postino. È videosorvegliata la zona, per cui io vedo quando arrivi. So che ci sei. Chi ti dice, chi ti dà il diritto di entrare in casa? Lui ha visto la porta socchiusa, lui ha preso e ha messo il pacco in casa. Ma chi ti dà il diritto di varcare la soglia della porta di casa mia? Ma chi te lo dà? Ti ho dato il permesso e entra in casa e metti lì il pacco? No. Lo lasci fuori, punto, come è sempre fatto. No, quando la porta è aperta lui prende e entra in casa. Ma è casa tua, non è casa tua, punto. Chi ti ha dato il permesso di entrare in casa mia? Tu hai fatto una buona azione perché dici glielo metto in casa che così nessuno glielo prende. Ma io non voglio che tu entri in casa mia, porca miseria. Cioè, perché? Perché? E voi direte sei polemica. No, non è essere polemici, è che tu estraneo, non entri in casa della gente, punto. Chi ti dice che puoi entrare in casa della gente? La porta può essere aperta per qualsiasi motivo, ma non ti dà diritto ad entrare. Cioè, è quello. Io non sopporto queste cose. Non sopporto, non è la prima volta che mi succede. Non è la prima volta. Comunque, non mi ricordo chi, ma una di voi mi ha consigliato un integratore in magnesio. Quindi l'ho comprato, è arrivato oggi e vediamo. Perché sono tanto stanca. Sono veramente... non è una stanchezza normale. Perché lavorassi 8 ore al giorno, 9, 10 e dovessi farne magari 1 o 2 di viaggio per tornare a casa, lo capirei questa stanchezza, ma non la capisco perché dormo tante ore e comunque mi sveglio sfinita, quindi c'è una mancanza di qualcosa. Provo, faccio un tentativo, al massimo andrò a fare le analisi, però intanto prendo questo integratore. Tanto io con gli integratori ormai ne ho presi non so quanti nella mia vita. Provo anche questo, vabbè. E poi ho preso anche un integratore, questo qua per Pepe, ma anche per Pippo, ma non credo che Pippo lo voglia, per le zampe posteriori, perché ogni tanto cedono, purtroppo così è. E quindi, siccome con panna questo qui aveva funzionato, anche i veterinari lo consigliano, quindi ho provato a prenderlo. Vabbè, niente, ho provato, insomma l'ho ricomprato, dopo anni l'ho ricomprato. Come poi mi infastidiscono le persone che salgono sulla terrazza. È una proprietà privata, ma perché devi salire sulla terrazza? O padroni di cani che lasciano i cani o liberi e quindi vengono sulla terrazza dove sta Bue. Per fortuna spesso non c'è Bue e quindi si salva, se la cava, o sono liberi e quindi possono venire sulla terrazza tranquillamente, o hanno il guinzaglio di quelli lunghi, ecco, e quindi li lasciano salire sulla terrazza, annusare, trafficare, così.
Ah, è casa tua quella, porta rispetto, niente, non c'è da fare. L'altro giorno, non mi ricordo se era mattina, l'altro giorno non so dirvi quando, non mi ricordo, praticamente sento tutto un casino di fuori, sento dei cani abbaiare, esco a vedere, c'erano questi due cani, uno più grande e uno era forse un bassotto, no, non era un bassotto, ma era un cane piccolino, insomma, che stavano abbaiando e cercando di prendere il bue che si era per fortuna riuscito a nascondere sotto le legne. Ecco, cani mollati da soli, le padrone dove erano? Erano già in fondo alla strada, per dire, cioè la gente che viene in montagna, anche la gente del posto, ma anche chi viene in montagna, dice, beh, tanto ci sono tanti prati, li lasciamo slegati perché così possono correre. Sì, ok, non funziona così comunque, non funziona così. E come hanno fatto, hanno inseguito bue e volevano prendere bue, l'avrebbero potuto fare con un animale selvatico. Cioè, non c'è proprio più rispetto di niente. È sera, tazza con il caffè latte che mi aiuta di sicuro a dormire, il caffè. A parte che a me non dà problemi il caffè, che io lo beva o non lo beva non cambia assolutamente niente. Questa sera proverò a prendere il nuovo integratore, quello col magnesio. Proverò. So che ci vuole del tempo comunque per vedere se fa qualche effetto o meno. So che non è immediato, magari fosse immediato. Vi saprò dire. Nel frattempo gioco un pochino con la Nintendo e non vedo l'ora sia il 15 per il nuovo aggiornamento di questo gioco, perché niente, altre cose basta. Basta, Pepe è lì, Pippo invece è là sopra, sul suo posto, la sua terrazza là, e niente, fuoco che va, io che gioco, caffè latte, e non so a che ora andrò a dormire, ma domani mattina dovrò alzarmi presto, perché domani andrò insieme ai miei a fare il richiamo del vaccino per la TBE. Devo fare il richiamo perché comunque è ora passata, siamo ancora nel range giusto per farlo. E spero di non stare male troppo con il braccio, perché solitamente quando faccio i vaccini poi la spalla va completamente KO, la perdo praticamente per almeno un giorno, perché veramente diventa dolorante fuori misura. Però forse essendo solo un richiamo non dovrebbe reagire malissimo la spalla, non lo so, ma solitamente io sto sempre male con tutti i vaccini. Questo è quanto, quindi domani mi dovrò alzare presto. Domani sarà una giornatina interessante. Poi c'è il viaggio, per fortuna non devo guidare io, però anche solo da passeggera mi stanca da morire a me il viaggio. Gioco un pochino con questa e magari vi aggiorno domani. Che bello che sei. Ti piace il sole? Perché oggi niente fuoco, amore, niente fuoco. Perché devo andare via. Io ho niente fuoco, però ti scaldi con il sole. Questo stress vagante qua, questo è uno stress vagante, sto gatto qua. Questo è uno stress vagante. Vero sì? Richiamo del vaccino fatto. Siamo tornati a casa anche presto, perché comunque adesso è l'1:10, dai. Ho dato una passata al pavimento perché era pieno di pelo. Devono aver fatto un po' di casino mentre non c'ero. Comunque, niente, adesso sono a casa, devo pensare a fare qualcosa da mangiare, perché io sinceramente un certo languorino ce l'ho. E basta. Non ho ancora male al braccio, il che è strano. Potrebbe venirmi anche nelle prossime ore, quindi io spererei di no, però è probabile. Comunque abbiamo fatto, siamo entrati anche prima dell'orario, perché comunque c'era posto, quindi siamo entrati subito e via. Perfetto. E adesso cosa faccio? Preparo qualcosa da mangiare perché ho fame, punto. Vado da Bue perché ha probabilmente fame, ma io cioè ce l'ha la pappa in realtà. Vediti,
Non so cosa vuole. Mi ha fatto un graffio, anzi 3 graffi. Ancora che perdo sangue. Cioè, prima l'ho toccato un po' troppo. Comunque è un gatto randagio. Io devo mettermelo in testa, non è un gatto di casa. E ogni tanto diventa matto e vabbè. Adesso vado a vedere se vuole da mangiare o vuole compagnia. Se vuole da mangiare gli do da mangiare, compagnia no, perché devo far da mangiare, non posso stare con lui. Lui vorrebbe che io stessi sempre fuori, ma io non posso stare sempre fuori, anche perché adesso non fa caldo. D'estate sto volentieri fuori in terrazza, ma adesso insomma un po' meno. Dai, continuo a fare le mie cose qua, se no veramente si fa sera a tempo zero. Allora, praticamente è sera. Ormai è sera. Allora, aggiornamento vaccino, praticamente ho avuto un po' di male al braccio durante il pomeriggio. Mi è iniziato quando, un po' dopo essere tornata a casa, è iniziato a farmi un po' male, ma non una reazione di quelle come forti come al solito. Ho avuto un po' male al braccio, sì, mi fa male appoggiarmi sul braccio o anche appoggiarmi solo sul gomito, però sto bene. Alla fine è andata benissimo. Così per 5 anni io sono a posto e tra 5 anni devo rifare il richiamo. Mi metto a giocare con Animal Crossing, non vedo l'ora che arrivi il 15 perché ci sarà l'aggiornamento, e in TV Harry Potter. Allora, sto andando verso la macchina. Allora, oggi devo dire che, a parte il fiatone, non sono stata bene. Oggi è stata difficile come giornata. Penso sia stata colpa del vaccino di ieri e ho avuto tantissimo mal di schiena, ma un mal di schiena che non avevo da tantissimi anni, proprio ho ancora anche adesso, non mi è passato. E poi ho preso una pastiglia e via, però sono stata tanto male. Già ieri sera avevo iniziato a star male e io do la colpa al vaccino, sicuramente è stato quello, perché poi sono andata su Google, non mi vedete, vabbè, sono andata su Google a vedere e questo vaccino qua dà anche questi problemi. Sì, durano da 1 o 2 giorni e poi passano, quindi in teoria dovrebbe essere stato quello. Niente di che, non è stata l'influenza o che, deve essere stato proprio quel maledetto vaccino, ma d'altronde l'ho dovuto fare il richiamo perché bisogna stare in certi tempi, insomma. Quindi non sono stata benissimo. Adesso c'è da capire cosa cacchio vuole questa macchina, perché tanto io sono parcheggiata e non deve interessare se io sono parcheggiata qui. Sì, veramente. Sono qua da sola, non rompo le balle a nessuno, mi ha fatto i fanali. Ma scusami, Ecco, adesso non si vede più niente. Vabbè, comunque oggi non sono stata bene, il succo del discorso era questo, tantissimo mal di schiena che ho tuttora, ma un po' meno, perché penso ci sia ancora la medicina in circolo. E basta. Vi abbandono perché non si vede più niente. Da notare Bue che mi sta aspettando. Cosa ha fatto la zampa? Ah, si lava. Mi sembrava zoppicasse. Sì, che risoluzione pessima che ha sta telecamera. Mi sta proprio aspettando. Ehi, ciao. Ciao. Ah no, non zoppichi, sembrava. Andiamo. Ti sto filmando, non fai neanche un miau. Neanche un miau. Senti qua che bistecone. Guarda che unghiette. Guarda che belle unghiette. Guarda che belle unghiette stasera. Andiamo. Tante unghie stasera, Andiamo dentro? Hai fretta? Adesso andiamo, sì. Dai che prendo la chiave. Si è rotto anche il portachiavi. Sono rimasta con le chiavi così, senza niente. Ne ho ben altri. Si è rotto l'anello. Aspettate qua che c'è un po' di buio. Per forza. Ehi, vieni.
Stai sotto il tavolino? Eh? Vieni? Forse. Qua c'è profumo di lavatrice. Il profumo non è che sia tanto profumo. È finita, sì. È finita. C'è la roba di Franz, ma devo dirvi che non profuma per niente. No, neanche un po'. Io ho messo, ma non... perché la roba da lavoro è tanto sporca. E avendo cambiato azienda non ha più il servizio lavanderia e quindi devo di nuovo lavargli io la roba. Solo che i prodotti industriali funzionano meglio perché lui ha sempre i vestiti sporchi di gasolio, eccetera. Il gasolio è difficile tirarlo via. Vero, Bue? Ah sì, già qua. Senti disperazione qua dentro. Pepe, hai finito di darmi sberle? Mamma mia, questo bistecca. Mamma mia, senti qua. Scusate la TV alta, stasera pizza con salamino piccante che è sotto perché sennò vola e formaggio. Sì, no, tu non mangi la pizza, no? Tu non la mangi, no, tu non la mangi la pizza. Aggiornamento delle 10, sono ancora qua, devo ancora lavarmi, mi sono tagliata. Stavo tagliando il formaggio per la pizza. Mi sono tagliata. Che genio, ma me la sono cercata, perché non si taglia così il formaggio. Vabbè, quando si è stanchi si fa di tutto. Mi devo prendere un occhio per sto mal di schiena. Ho male proprio tutti i muscoli, tutto della schiena, ho male proprio tutto. Mamma mia, sono un catorcio. Cioè, è la prima volta che un vaccino mi fa una reazione del genere. Di solito mi fa male semplicemente la spalla dove viene iniettato e basta. E invece no, ho ancora un po' male qua, anche a toccare e anche a alzare, ho ancora un po' male qua al muscolo e ho tanto mal di schiena. I miei stanno bene, non hanno avuto niente. Stavolta io ho avuto questa reazione, sono preoccupata per la prossima volta perché ogni volta c'è qualcosa in più. Spero bene, tanto tra 5 anni. Dai, adesso dov'è qua? Mi lavo, domani andremo a fare spesa perché ce n'è estremo bisogno. Domenica scorsa l'avevamo fatta ma in parte, alla fine domani mattina non dormirò, ho già messo la sveglia per riuscire ad alzarmi a un orario decente e andare via a un orario decente soprattutto. Poi martedì sera andrò a una cena e poi magari vi riprenderò qualcosa. Comunque andrò a una cena, sono contenta, non verrà Franz perché comunque è alle 8 di sera e lui alle 8, 8 e mezza va a dormire, quindi non è fattibile. Poi cioè, starebbe lì con me, ma sarebbe mezzo rimbambito, mezzo addormentato, quindi non ha molto senso. Sarebbe potuto venire anche lui, ma vado da sola. Mi lavo e poi mi rilasso un attimino sul divano e poi nanna, perché è ora.